non ci siamo preparati perché ormai è quasi una consuetudine trovarci a una coppia di fatto, sì. E io partirei dall'attualità, ovviamente dalla stretta attualità, partirei dalla striscia di Gaza, ma non mi attarderei sulla disamina genocidio o non genocidio, perché mi pare che possa diventare anche un dibattito auspicioso. A me interessa da qui in avanti cosa può succedere, in virtù del fatto che questi palestinesi non sono amati neanche da Hamas e soprattutto non sono neanche amati dagli altri paesi arabi, quindi vivono una situazione di solitudine incredibile. Tu come vedi lo sbocco possibile alla luce di quello che sta accadendo e con questa recrudescenza da parte di Netanyahu? No, non vedo. Credo che a essere onesti e sinceri è una storia senza soluzione, che andrà avanti. Io ho iniziato a occuparmi del Medio Oriente, che ero un giovane giornalista, sono andato in pensione e mi occupavo ancora di Medio Oriente. Sono convinto che non ci sia una soluzione e purtroppo sta impallidendo anche quella che, a parer mio, a parere di tanti e di tutti, era l'unica soluzione: due popoli, due stati. Sta impallidendo perché si è scavato un fossato da una parte col 7 di ottobre, dall'altra con i 54.000 morti, che rende molto difficile anche solo discutere di convivenza, non solo di convivenza, ma addirittura difficile discutere anche di vicinanza. Si è creata una situazione paradossale, ovviamente, che non può non indignare chiunque si senta parte dell'umanità, una situazione paradossale in cui l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale non riesce a fare di più che a prolungare l'agonia. È quello che è successo un po' con Sarajevo 4 anni di assedio. Se non ci fossero le televisioni, se non ci fosse l'opinione pubblica internazionale, se non ci fossero le relazioni internazionali, sarebbe una brutalità esercitata nel giro di pochi mesi, come è successo nel passato con gli armeni. Invece questa chiamata di responsabilità, le accuse, fa sì che tutto quanto sia diluito nel tempo, è un'agonia lenta e lunga. Sì, ma senza contare che tu un po' di mesi fa, nel penultimo incontro che abbiamo avuto, tu avresti modo di dire che l'altro gravissimo focolaio, secondo te, spaventoso, era quello della Cisgiordania, dove negli ultimi giorni c'è stata una recrudescenza anche lì da parte di Israele. Ma io sto guarda, è ovvio che chi conosce da vicino quella situazione, certi luoghi comuni ti risultano sbagliati. Gaza non era una prigione a cielo aperto. Gaza, pur chiusa, recintata, era un posto dove i palestinesi si muovevano liberamente e facevano quello che volevano dentro Gaza, tant'è che Hamas ne ha approfittato per costruire tunnel. L'umiliazione dei palestinesi della Cisgiordania. Cisgiordania, se tu sei un idraulico di Ramallah e devi andare a Betlemme e hai preso appuntamento, sei sicuro che non arriverai in tempo all'appuntamento. In più sei vessato da posti di blocco uno dopo l'altro, non sei in una specie di labirinto, no? Che ha a che vedere anche con la dignità, ovviamente, no? Ci sono posti di blocco in cui a capriccio, non sono posti di blocco, a capriccio di chi organizza posti di blocco possono durare ore o addirittura preludere la chiusura. E in più ci sono i coloni. E in più c'è il muro. No? La situazione in Cisgiordania è molto peggio che a Gaza. Adesso no, ovviamente in questi mesi Gaza sotto i bombardamenti è diventato un inferno, ma nella normalità, tra virgolette, la Cisgiordania era molto peggio. Tieni presente che il mondo è sempre pieno di dietrologi, hanno detto ma Israele sapeva del 7 ottobre, ecco. Israele, Netanyahu con la sua ossessione per la sicurezza aveva dislocato molte delle forze armate delle forze dell'ordine in Cisgiordania, poi perché temeva e in qualche modo aveva sguarnito attorno a Gaza. È stato abile anche Hamas per 1 anno e mezzo, 2 a dissimulare, a fare azioni violente, così veniva dato per un fronte morto e per un fronte attivo invece una ferita viva la Cisgiordania. Ma in Cisgiordania sono tutti gli elementi, la presenza dei coloni, la presenza di organizzazioni
fondamentalisti armate, la presenza di un'autorità palestinese ormai poco credibile, sono tutti quanti gli attori della scena sono concentrati in Cisgiordania. Il presidente americano, quando si è insediato, aveva promesso che in 24 ore, penso, un proclama in avrebbe posto fine alle due guerre. Il presidente americano è come i nostri politici, tutti in campagna elettorale hanno promesse. Ma la situazione adesso è un po' peggiorata perché i rapporti con Netanyahu sono peggiorati, anche perché Trump sta lavorando per trovare un accordo sul nucleare con gli iraniani, questa cosa Netanyahu si sente scavalcato. Ma secondo te adesso l'America di fatto cosa può fare con questo Netanyahu? Può fare poco, secondo me. C'è una rotta di collisione per cui, sai, il problema è, tu per capire, io penso che Netanyahu sia una disgrazia per Israele, per gli israeliani, ma devi metterti nella testa degli altri, se vuoi, persino del nemico, se vuoi capire che cosa farà. Netanyahu non può accettare un dopo Gaza con Hamas. Dobbiamo scandalizzarci di questo. Noi non abbiamo trattato con le BR per salvare Moro, che con le BR non si tratta, e avevano ucciso un po' meno di italiani rispetto a quanti israeliani hanno ucciso, ma quella è la sua posizione. E allora lì c'è un solo punto di domanda, no? Fino a che punto Hamas continuerà a esistere, secondo me è folle l'idea, e lì esattamente come in Ucraina, la Russia-Ucraina, è il presupposto, se tu definisci che la vittoria è raggiungere A e A è impossibile da raggiungere, la guerra è senza fine. Per me l'idea di cancellare Hamas è un'idea folle, no? Però se tu l'hai posta come obiettivo continuerai a insistere, ma esattamente come tra Russia e Ucraina, se la situazione oggi è ovvio che Putin non riuscirà mai a prendere Kiev, a meno che non assoluto. È ovvio che Zelensky non riuscirà mai a prendere i territori su cui i russi hanno messo piede e i secessionisti del Kosovo si erano posti degli obiettivi sbagliati. L'Europa che ha detto ritorniamo ai confini del 91, Putin che ha detto ci prendiamo Kiev e denazifichiamo, Netanyahu che ha detto cancelliamo Hamas. Insomma, le guerre diventano senza fine, proprio perché le guerre sono un orrore sempre, ma avete sentito prima Barbara raccontare l'Afghanistan. Quanto è durata la missione della comunità internazionale in Afghanistan? Già il segno di quanto è durata, e sono testimonia che compito era, ed era nato anche quello. Adesso c'è von der Leyen e gli altri vi dicono che in Ucraina si può vincere, era nato anche quella dell'Afghanistan, vi ricordate le donne che davano i bambini sui muri, è fuggita ingloriosamente. E allora cosa dobbiamo dire? Che per la NATO le donne afghane contano un po' di meno che non le donne e gli uomini dell'Ucraina? Non ha trovato l'arma segreta, è propaganda di guerra. Tornando sempre ai palestinesi, il rapporto dei palestinesi col mondo arabo e come si sta muovendo secondo te tutto l'ambito saudita e il mondo sunnita rispetto ad Hamas e all'Iran? Lì alle spalle c'è un non detto che il mondo arabo se ne è sempre fregato della verità dei palestinesi. Se voi guardate il Libano, che è una società molto complessa che ha saputo accogliere ogni minoranza, c'è una Costituzione che ha un regolamento pazzesco per cui c'è un sciita, un sunnita, in Libano i palestinesi, ma che vuol dire i nipoti dei profughi palestinesi, che i profughi sono del 48, 47, non possono fare 24 professioni. E il Libano è un paese in buona parte arabo, no? Cristiani arabi, ma arabi. E i palestinesi in Cisgiordania, fino a questi 54.000 morti di Gaza, il più grande massacro dei palestinesi è stato fatto dalla legione araba del re di Giordania, perché i profughi palestinesi si erano allargati. L'attuale re ha sposato quella bellissima ragazza che è palestinese, anche in qualche modo è stato un matrimonio d'amore ma anche di convenienza per citare. Voi vi immaginate Al-Sisi, il
capo del regime dell'Egitto, che guardate bene è appoggiato dall'Occidente nonostante regimi, perché ha spodestato il regime dei fratelli musulmani con un colpo di mano. Sì, aveva una maggioranza. La democrazia ci va bene quando è la nostra democrazia, quando permette agli altri di vincere non vale più. Vi immaginate Al-Sisi che accetta i palestinesi nel Sinai? No, per lui sarebbe come accettare. Ora, il resto è politica di potenza, cioè è ovvio che l'Arabia Saudita interessa il problema dell'Iran, tenerlo sotto controllo e nello stesso tempo evitare di arrivare a una guerra o vederlo sconfitto. Interessano i rapporti con gli Stati Uniti, interessano i rapporti economici con Israele sicuramente. Dopodiché ci sono le petizioni di principio. I palestinesi sono sempre stati usati come una specie di drappo rosso per il toro, per le opinioni pubbliche arabe. Dopodiché uno può illudersi, andate a vedere i giornali come raccontavano le primavere arabe, guardate come l'arrivo della democrazia, le rivolte dei giovani, guardate come sono finite. Uno può illudersi, ma... A proposito di illusione della Siria, cosa pensi? La Siria è triste vedere un tagliagole che... Con la cravatta, sì, tagliava le gole degli altri, infatti. È triste, c'è solo da augurarsi che un popolo così provato, insomma, in qualche modo... Adesso, francamente, che ci siano dei regolamenti di conti, in parte, tocca dire che fa parte delle cose. Piazzale Loreto in Italia è la testimonianza che anche i buoni italiani, quando la rabbia è troppa, insomma, trovano modo di esprimerla in modo non elegante. Vedremo quanto il principio di realtà, di realismo di Al-Shara farà premio sul carattere, ovviamente sul bagaglio islamico fondamentalista, cioè sono gente che viene dal Nusra, gente che viene dalla partnership con lo Stato islamico. Adesso è curioso, mi ha colpito una cosa per chi segue, che loro stanno vendendo a Israele, vendendo nel senso per tessere relazioni, i dossier, hanno dato a Israele il dossier su Eli Cohen, che venne impiccato una spia, un'importante spia israeliana che venne impiccato negli anni 50, e stanno dando agli Stati Uniti i dossier su cittadini giornalisti americani scomparsi nella Siria della guerra. È curioso che finora non abbia detto niente, o almeno nessun politico e nessuna istituzione italiana abbia bussato per sapere qualcosa di Padre Dall'Oglio. Forse ricorderete che scomparve purtroppo abbiamo la memoria corta, insomma. Ci sarà un dossier in qualche posto che riguarda Padre Dall'Oglio, ovviamente non c'è da avere nessuna speranza, ma insomma penso che per i familiari, per chi l'ha amato, per chi l'ha seguito e per la nobiltà della sua figura, cercare di capire qualcosa in più sarebbe anche un omaggio. Senti, accanto alla parola che abbiamo citato prima, genocidio, ce n'è un'altra che sta turbando un po' soprattutto l'Occidente, l'Europa, anche l'America, la parola antisemitismo. Tu come stai vedendo questo fenomeno? C'è qualcuno che soffia sul fuoco, si sta capendo poco, c'è qualcuno che non conosce la storia, o è un problema che potrebbe dilagare? Il fenomeno? L'antisemitismo. Guarda, io ovviamente lo trovo un orrore, no? Trovo che sia molto facile, è una questione che si presta molto ad equivoci, no? Io penso che ognuno di noi abbia il diritto di criticare il governo di Israele come ogni altro governo senza doverci trattenere Nello stesso tempo è evidente che in molte manifestazioni di protesta contro Israele per quello che sta facendo a Gaza ci sia un emergere di antisemitismo. Lo slogan dal fiume al mare, cioè dal fiume Giordano al mare, vuol dire Palestina libera, vuol dire cancellare lo Stato di Israele. Ora, per me l'esistenza dello Stato di Israele, per me personalmente, è sacra e credo che non possa essere messa in discussione. Oltretutto, sai,
Purtroppo le manifestazioni non sono delle facoltà universitarie o delle agorà in cui è difficile far ricordare che Israele è stata istituita nel 1948 con una risoluzione delle Nazioni Unite, che la guerra è iniziata con i paesi arabi che hanno attaccato Israele. Del resto, se Israele per prima non riconosce le risoluzioni delle Nazioni Unite, o meglio, sostiene solo quelle che le vanno bene. No, credo che l'antisemitismo sia un problema, come altre sciagure dell'umanità, insomma, no? Il razzismo. È un caso che l'indomani del 7 ottobre le piazze non si sono riempite in segno di solidarietà per Israele. Ma sai, c'è sempre un'idea, tra l'altro, balorda, no? Dell'essere col povero contro il ricco, del debole contro il potente, Davide contro Golia, no? Del giustificare. Io mi ricordo, io sono di una generazione, quella che ha fatto il 68, che ha fatto tante cose buone e anche tanti danni, e mi ricordo bene quando si parlava il capo reparto ucciso dagli edili morti sul lavoro, vi scandalizzate per questo e non per l'altro. Io credo che la solidarietà nei confronti degli abitanti di Gaza meriterebbe anche un approccio alla realtà molto meno ideologico, molto meno passionale, non so come dire. Io credo che i palestinesi siano vittime ovviamente di Israele e della prepotenza con cui tiene i territori occupati e circonda Gaza, ma della loro stessa dirigenza e anche degli equivoci dell'Occidente. C'è un libro famoso di Alan Dershowitz che spiega perché i palestinesi sono così inclini al terrorismo. Noi, in modo cristiano, comprensivo, da assistenti sociali, mai per forza mi tieni i piedi sulla testa, quelli si ribellano. Questo libro ricostruisce tutta la storia degli attentati e dei dirottamenti aerei che hanno consentito di far conoscere il problema palestinese. E eravamo convinti che il terrorismo paga, che il terrorismo funziona, che il terrorismo è utile. Sono stati vittime della loro stesse scelte. Io ho molti amici palestinesi, ho detto: se voi aveste avuto 30 anni fa, 40 anni fa, un Gandhi, a quest'ora avreste uno Stato palestinese. Hanno sempre scelto è un modo di dire arabo. I palestinesi non hanno mai perso l'occasione di perdere un'occasione. Gli accordi di Rabin, ormai sono passati 30 anni, insomma, che avevano rifiutato, oggi ovviamente sarebbero ben felici di firmarli, perché allora li rifiutavano. E Israele ha sempre sfruttato questa debolezza diplomatica dei palestinesi. In questo clima poco confortante c'è un'altra parola che emerge in questi giorni ed è riarmo. Secondo me tu sei un esperto di teatri di guerra, tu cosa pensi di questa pulsione al riarmo che personalmente è proprio il contrario, mi sembra una cosa molto triste. Penso alla mia generazione che è cresciuta col mito del disarmo, con un simbolo che forse i ragazzi non conoscono, è fate l'amore non la guerra, che era un simbolo generazionale per la musica, per il modo di vestire, e a una generazione oggi che si trova come parola d'ordine e come soluzione di ogni male il riarmo, che è una cosa molto triste, no? Penso che sia illusoria. Guarda, io non voglio fare discorsi di principio, insomma, o ideologici. Dico che io ho fatto 40 anni di guerra. Non c'è una sola volta che la forza abbia risolto un problema, che l'uso della forza. Guarda, io ho difeso sempre i nostri militari in missioni di pace, anche quando la missione di pace era impossibile, perché era missione di pace. Ma l'uso della forza non ha mai prodotto quello che l'uso della forza stessa si prefiggeva. Ditemi dove ha funzionato. Se uno solo, io lo dico sempre, alzate la mano, se uno mi dice è servito lì, dove è servito? In Afghanistan, avete visto il risultato? In Somalia, in Libia, nei Balcani, in Iraq. In Iraq poche settimane fa, hanno votato una legge che autorizza il matrimonio delle bambine a 13 anni, che è come dire autorizzare i matrimoni imposti, no? Dove è servito? Cioè, se noi guardiamo
la realtà, i fatti, no? I fatti dovrebbero essere una lezione operante. Dove ha funzionato la forza? Guardate la Libia oggi. Io ero a Tripoli quando bombardavamo noi. Non ha funzionato, quindi è un'illusione, che oltretutto, oltre a rubare soldi a altre spese, penso dalla salute ai servizi sociali, ci incanala in una via che abbiamo intrapreso da 3 anni, no? Trump può non piacere, non piace, ma poi non riconosce il fatto di aver aperto un facilissimo tavolino negoziale. Da 3 anni, per 3 anni, l'unico che ha parlato di pace è stato il Papa e l'unica diplomazia era stata quella del cardinale Zuppi e di Erdogan limitata al traffico dei cereali sul Mar Nero. Per 3 anni siamo andati avanti con la von der Leyen e chi si è succeduto alla guida della Commissione europea, ultima Kaja Kallas, a dire vittoria, vincere, aumentare. Per 3 anni siamo vissuti avvolti da una propaganda per cui che ti intontisce, no? I russi bombardano, su cui spetta la colpa di aver fatto un'invasione con violazione del diritto internazionale, ma quella è una guerra che era cominciata nel 2014. I russi bombardano, uccidono civili e ne trovate ampi resoconti sul Corriere della Sera, su Repubblica, sul Messaggero Veneto. E pensate che i nostri cannoni, quelli dati dall'Italia, uccidono, sono così geometrici da uccidere solo militari. Beh, se lo pensate vuol dire che ci hanno già intontito, no? Ma io ero a Belgrado quando bombardavamo noi e mi ricordo ancora il nome di una bambina che morì sulle nostre bombe, in mezzo a decine d'altri. Quindi è propaganda di guerra. Io ero nell'82 a Buenos Aires, quando la flotta mandata dalla Thatcher viaggiava verso le Falkland o Malvinas, e io sono friulano. A Buenos Aires ho fatto amicizia con molti figli di friulani emigrati in Argentina, no? Buenos Aires è piena, non solo Buenos Aires, ma noi non potevamo uscire da Buenos Aires. E li vedevi intortati anche loro dalla propaganda, convinti che avrebbero vinto, convinti che la flotta inglese fosse uno spauracchio, convinti che i loro Marines avrebbero resistito eroicamente. E sai che cos'è la propaganda di guerra? I telegiornali che massicciamente, i giornali che ripetono, fino a far apparire delle cose che non hanno fondamento, qualcosa di vero, perché viene la lezione di Goebbels, no? Tu ripeti. Senti, l'America in questo momento... L'armamento è... A me fa male, diciamo, nel senso che dico, io ho ricevuto quella della mia età in eredità un mondo di pace, pieno di speranza, con tanti problemi, ovviamente. Insomma, il mondo che lasciamo adesso è un mondo... Oltretutto non credo che funzionerà, non è... cioè, anche chi è digiuno di cosa militare capisce bene che una guerra con una potenza atomica è una specie di suicidio, anche quando tu hai un arsenale atomico, no? Noi poi andrebbe particolarmente male, abbiamo le atomiche a Viano e a Ghedi e non abbiamo le chiavi dell'armadietto, quindi qualche generale russo ha già messo la crocetta su... non faremo neanche tempo a fare manifestazioni di protesta. Abbiamo l'America, abbiamo l'Europa, abbiamo la Russia. Io volevo spostare un po' più là. La Cina è una sorta di convitato di pietra. Come sta seguendo secondo te tutta la congiuntura? Non soltanto il problema dei dazi, ma proprio la guerra. Appoggia la Russia ma non ha un ottimo rapporto con i russi. Parla con l'America ma da un punto di vista economico. Teoricamente, cioè dal punto di vista così dell'immagine pacioso, pacifica la Cina, no? Ma secondo te che ruolo sta giocando e giocherà? Guarda, la Cina è una sfinge, io sto leggendo molto, parlando con... perché stando ai fatti è ovvio che è un rapporto privilegiato con la Russia, ma è un rapporto in cui è il numero 1, la Russia è il numero 2. È ovvio che la Cina è preoccupata per il destino dell'Europa, è un mercato molto importante per la Cina, ed è ovvio che è intenzionata a giocare un ruolo globale come contraltare degli Stati Uniti
è però presente in quel movimento grande che è figlio dei non allineati di Tito, che sono i BRICS. Nella pratica la Cina ha avuto una delle strategie, chiamatele furbe. Io ho visto come in Africa ha spodestato i francesi. Loro sono arrivati con i soldi, con gli investimenti, con i prestiti, non hanno fatto la radiografia a nessuno. Noi, come Unione Europea, giustamente dice, se lui sfrutta il lavoro minorile, non facciamo affari. Se tu tieni le donne in una condizione di inferiorità e di sfruttanza, non facciamo. Oppure mettiamo se le chiavi quel progetto di diga idroelettrica comporta un rischio ambientale, non lo finanzia. Loro, ovviamente, del rischio ambientale se ne fregano, della condizione della donna, del bambino e della democrazia se ne fregano, fanno affari con tutti, 50-50. Hanno un piede, lavorano in punta di piedi. Se voi andate in Africa è difficile che nel ristorante dell'albergo buono, o degli alberghi, ormai in molte capitali africane, non ci sia un po' di ingegneri occidentali, insomma, che in qualche modo fanno anche la bella vita, finito il lavoro, con l'atteggiamento di chi ovviamente ha in tasca il portafoglio europeo. Sì, ma si può dire. I cinesi non li vedi mai. I cinesi sono chiusi nei loro compound quando servono tecnici, non li vedi mai, e loro lo dicono. Guardate, noi non siamo come i colonialisti bianchi che hanno fatto dell'Africa il disastro che è stato per decenni e che vengono sempre a comandare anche quando vengono a fare gli ingegneri. Noi non siamo colonialisti. E c'è la prova del 9 per la Cina e Taiwan. Se dovessi scommettere, scommetterei che aspettano che cada, insomma, che cada. È ovvio che un'economia forte produce microprocessori. Però è indubbio che il loro vantaggio strategico, sia dal punto di vista militare che economico rispetto all'America e alla Russia, all'Europa stesso, è un vantaggio incredibile che può tradursi. Destinato a aumentare. Sì. C'è ieri un report proprio che è arrivato da Pechino sull'economia green e sulle nuove scoperte, le automobili elettriche. Ecco, rispetto alle auto che non si guideranno più, loro hanno un vantaggio, dicevano gli scienziati, di circa 15 anni sull'Europa e di almeno 10 sull'America. E questa forbice è destinata, forse noi non ci rendiamo conto veramente di quello che sarà. C'è una sola. È ovvio che è difficile fidarsi pienamente della Cina, no? Una specie di mostro di comunismo. Questo mito che non fa la guerra mai. Però credo, guarda, io mi ricordo quando venne firmata la pace di Dayton nei Balcani, però noi dobbiamo stare attenti perché noi parliamo di pace sempre, a qualcuno aggiunge anche pace giusta, di paci giuste mancate sono piene le trincee delle guerre, no? La pace è sempre quella possibile, quella realistica, quella che scontenta tutti e due, a meno che non ci sia la resa dell'uno o dell'altro, allora è vittoria, non è pace. Quando venne firmata la pace di Dayton, che fu una specie di miracolo diplomatico, e però congelò i conflitti, non li risolse, tant'è che oggi è una pace molto modesta quella che c'è nei Balcani, in particolar modo. È un po' come, sembra, sapete, quelle storie dei miliardari, le leggende metropolitane dei miliardari che hanno un male incurabile, si fanno congelare in attesa che la scienza scopra la cura per il loro male. Dayton congelò e comunque fermò la guerra. Il primo segno, poche ore dopo, fu un incrocio su una strada che gli americani chiamavano Arizona Road e un'altra che lo incrociava, che taglia la Bosnia. A questo incrocio, mi ricordo un posto fangoso, fatto era tempo, brutto tempo, apparvero non le bancarelle, delle automobili col cofano scoperchiato in cui serbi vendevano benzina ai bosniachi, i croati vendevano formaggio ai serbi. Cioè il commercio, no? È un bel dire che il denaro è figlio del diavolo. Il commercio e anche le guerre commerciali, che sono molto meglio ovviamente, possono produrre disoccupati ma non morti.
Il commercio è una via concreta che tende a portare vantaggio. Dove si commercia non si combatte. Ora, io dal punto di vista, quando sento parlare di via della seta, noi prima ci siamo andati con i 5 Stelle, poi ci siamo tirati indietro con l'attuale governo per far piacere agli Stati Uniti di Biden. Più commercio c'è, meno parlano le armi. Il commercio forse non è una visione della pace poetica, romantica, dolce ed elegante, però è concreto. Trump nel suo insediamento ha sparato alzo zero un po' contro tutto il mondo, contro l'Europa, contro la Cina. Diciamo l'unico interlocutore per lui credibile restava Putin. Ora però Putin è tra l'incudine nel martello perché ha tutto l'interesse ad avere un rapporto privilegiato con la Casa Bianca sulla questione ucraina, però deve rendere conto che la Cina, che resta il vero obiettivo dell'America, secondo te questo risico come si dipana? Guarda, è evidente che Trump cerca di staccare in qualche modo Putin dalla Cina. Per Trump l'avversario strategico. Però, no? Però sai, io ho letto con apprensione, diciamo, poi era divertente se non ci fosse stato in mezzo alla guerra. I nostri giornali e i nostri esperti nei talk show che dicevano che Putin era un pazzo, che era malato, che aveva il braccio che non funziona. Putin purtroppo, essendo un avversario, è molto più lucido, furbo di tutti i leader europei messi insieme, forse possibilmente c'è anche Trump che ha esperienza, che tratta come uomo di affari e quindi la spara, però non è un uomo. Credo che sia un duello impari dal punto di vista delle... Noi ragioniamo tutti in Europa, no? Ragioniamo sulla base dei principi, salvo poi negarli, no? L'ho detto, la democrazia, avete visto quello che è successo in Romania. Cioè, Putin è purtroppo un pessimo avversario di scacchi, cioè nel senso che è uno capace. Trump, io credo che Putin in questo momento non abbia interesse a fermare la guerra, sta vincendola, cioè non ha problemi di opinione pubblica interna. Ma come fa anche quello che Zelensky non ha interesse a finire la guerra in queste condizioni, perché vuol dire dare l'addio, e ha tutto l'interesse a tirare dentro la NATO nel conflitto. Francia e Inghilterra, stupidamente, voglio dire, sperano di continuare la guerra tenendo dentro anche gli Stati Uniti, perché il giorno in cui ci dicono continuate voi la guerra è la fine dell'Europa, no? È la fine dell'Europa, questo dobbiamo averlo bene chiaro, insomma. La potenza bellica russa, con un PIL pari a quello del Messico, com'è che riesce ad autoperpetuarsi? È figlia ancora dell'industrializzazione di Stalin. Cioè, la Russia è un paese enorme che ha risorse, materie prime, cioè sul quale, diciamo bene, insomma, la storia dell'Ucraina nasce anche lì, no? Dal fatto che l'idea si interessava a creare un casus belli per staccare la Russia dall'Europa. L'Europa con la sua tecnologia, con le materie prime russe, sarebbe stato un concorrente sgraditissimo per gli Stati Uniti. La storia dell'Ucraina nasce con l'amministrazione democratica. Vi ricordate voi che abbia pianto gli Stati Uniti quando la Gran Bretagna ha fatto la Brexit? Ma neanche per idea. Per loro l'Europa unita e con le risorse era un concorrente temibile. La Russia è un paese che ha delle ricchezze naturali pazzesche. No? Noi continuiamo, nonostante facciamo le sanzioni su tutto, ma continuiamo a rifornirci da loro. No? L'Algeria che ci dà il gas è un fedele alleato del Cremlino, si sanno tutti. Semplicemente devi raccontare che fai le sanzioni. Non so come te lo voglio chiedere, proprio l'Europa da qualsiasi parte la si veda ha delle potenzialità da tutti i punti di vista, soprattutto economico. Ecco, tu ti consideri un europeista e se sì in che misura e se no in che misura? Cioè, secondo te cosa dovrebbe fare l'Europa? Perché il fatto che Trump ci odi è perché l'Europa secondo me fa paura, se fosse coesa, se fosse veramente gli Stati Uniti d'Europa, sarebbe la vera potenza dove tutti dovrebbero guardare sia dal punto di vista economico ma anche come modello di sviluppo, diciamo che lontano dalle autocrazie, dalle oligarchie, da queste cose qui. Tu come ti posizioni rispetto a... Io ho amato l'idea dell'Europa,
l'ho vista cominciare a morire nei Balcani. No, noi parliamo di Gaza giustamente, ci siamo dimenticati 7.000 morti di Srebrenica sotto gli occhi dei caschi blu olandesi e con l'Europa che stava a guardare, no? E con l'incapacità di porre fine a un conflitto che lì non c'era né Russia né niente, insomma era la morte della diplomazia. Credo che un altro colpo fatale è stata l'immigrazione, in ordine sparso, non nessuno che è mai riuscito ad affrontare, va bene, è un fenomeno epocale. Governiamolo insieme? No, è un problema dell'Italia perché sbarcano a Lampedusa, l'Italia che si inventa l'Albania, la Spagna che risolve i suoi problemi, ognuno per conto suo. Persino durante il Covid, ricordate le mascherine, era difficile avere. Allora, l'Europa è Bruxelles e Strasburgo, sono i politici che ci vanno, e il grosso numero di fondi che vengono distribuiti e che qualche volta fanno comodo. L'Europa per un cittadino normale sono la bellezza di Erasmus, per cui gli studenti possono sentirsi europei, ed era passare le frontiere senza. L'ultimo colpo fatale è stata la Brexit, penultimo la Brexit, e ultimo questa linea politica di guerra, di guerra per terza persona. Io l'ho detto il secondo giorno di guerra, l'ho detto in televisione, quindi siamo pronti a combattere fino all'ultimo ucraino. Se guardate, andate a vedere in rete, vedete i coscritti arruolati con la forza nelle strade e noi che continuiamo a dire avanti, avanti, avanti. Non vedi prospettive grosse anche per l'Europa? No, ma l'Europa, sai, il primo criterio è quello demografico. È un continente che sta invecchiando e l'invecchiamento è anche un'assenza di fiducia, no? Un'assenza di forza, manca una visione del futuro. C'era una scritta una volta sul muro di Milano: il futuro non è più quello di una volta. Credo che l'Europa sia in declino, ma insomma, è abbastanza evidente, conserva naturalmente tutte le tracce dell'antico splendore, della forza, ma se guardi solo, sai, se tu guardi il mondo dall'altra parte, tra i BRICS, Brasile, Argentina, Indonesia, e ti dicono: ah, voi condannate l'invasione russa in Ucraina? Sì. Giusto, ma chi ha invaso l'Iraq? Chi ha invaso l'Afghanistan? A voi condannate i bombardamenti su Kiev che muoiono 3, 4, 10, 20 civili? Sì, sono civili. E Gaza? Cioè non abbiamo neanche più il primato morale, l'autorità per cui siamo l'Atene del mondo che può permettersi di dare. Quella è doppia morale. Ripeto, la storia della Romania con l'elezione al-Sisi che prende il potere spodestando, chi la ricorda, il FIS in Algeria. Il FIS era in fronte di salvezza islamico che viene spodestato con un colpo di mano, annullate le elezioni, le aveva vinte. Allora, quando si va bene, non hai neanche più primato morale, no? E questo, cioè, puoi avere, ma ripeto, la demografia, oltretutto, insomma, c'è l'emergere di nuove potenze, di nuove. Cioè, rimaniamo. A me sembra che il destino è quello di essere una grande Venezia, un posto stupendo dove non puoi non andare una volta nella vita, vedendo i monumenti, la storia, splendidi musei. La Venezia produce. I veneziani dove sono? Insomma, se uno deve dire cosa. Guardate le proiezioni demografiche fra 50 anni, cosa sarà dell'Italia. Per questo di questo andiamo su un terreno scivoloso. In più, senza neanche la capacità di integrare. Le ultime analisi che ha fatto col DNA a Pompei hanno rivelato che quella che era stata presa per una famiglia, in realtà non era una famiglia, DNA diverso, ed era evidente che almeno delle 5 persone, almeno 3 erano del Mediterraneo orientale a Pompei. C'era una capacità da parte di Roma di sussumere, inglobare, abbiamo avuto imperatori neri, che oggi l'Occidente non ha o ha molto poco. Restando proprio con questo tema, andiamo su un terreno un po' più scivoloso. Cioè, abbiamo 2 minuti. 2 minuti, velocissimo.
Allora, Erdogan, a proposito di calo demografico, 4 anni fa, in occasione di uno dei tanti attentati islamici in Europa, disse: noi non abbiamo bisogno di mandare le bombe, noi facciamo i figli in Europa. Tempo 10, 30, 40 anni, l'Europa è nostra. E di 3 giorni fa un report che è scappato al Ministero degli Interni francesi, recuperato dalle Figaro, che dice che l'ultimo censimento dà in Francia 420 scuole coraniche e 65.000 bambini già intruppati con l'obbligo del velo 5 anni per le bambine. Domanda provocatoria: il rischio per l'Occidente, così molle anche culturalmente, è l'islamizzazione forzata più o meno pianificata da alcune frange, diciamo, più lungimiranti dei paesi arabi? Se parli con un musulmano quieto, tranquillo, come tanti dei miei amici te lo dicono, insomma, no? Che quella della demografia è un'arma decisiva. Cioè, esattamente come voi ricordate che nella storia degli Stati Uniti c'è una dottrina che è il destino fatale, il destino segnato, per cui gli Stati Uniti hanno quasi la missione di colonizzare, di portare la civiltà prima fino alla costa, la teorizzazione di un ruolo. Nell'Islam c'è questo, no? Il fatto che il mondo sarà perfetto quando tutti saranno islamici, mentre gli ebrei non ci pensano proprio a convertirti, anzi ti tengono lontani, e i cristiani hanno smesso di farlo in modo violento, l'hanno fatto nel passato. Tocca loro. L'Islam tocca loro. Nei Balcani era una delle battute dei serbi e dei croati, dicevano i bosniachi hanno vinto la guerra a letto, perché 6-7. Vale per molti fondamentalismi, se andate a Gerusalemme e guardate le famiglie ortodosse che oggi sono decisive insieme ai coloni a sostenere il governo di Netanyahu, sono 7 figli, 8 figli. No, siccome il tempo è tiranno, Grazie. giusto? No, prima di chiudere, anche parliamo di una cosa anche di speranza, no? Qua ci viene la depressione. Tu hai fatto un libro recentissimo che è una cosa importante, perché uno dei problemi grossi del mondo moderno credo sia l'ignoranza. Tu spieghi la guerra, la spieghi e vuoi spiegare la guerra per parlare di pace, credo che ci dicessi 2 cose di anticipo di questo libro, che poi si trova qua, tra l'altro. Grazie, lo dico ai più giovani, perché io ho scritto un libro, so che i giovani leggono poco, su Gorizia e Nova Gorizia, raccontando quel confine attraverso le vite di tante persone che hanno vissuto in quel confine. L'ho fatto anche alla luce della storia mia professionale, per far capire la fortuna, la bellezza, l'orgoglio che queste terre devono avere un confine che è il più aperto d'Europa. Non è merito nostro, è merito più di chi ci ha preceduti, ed è merito purtroppo delle tragedie che quel confine ha attraversato. Cioè non è che noi siamo meglio dei russi o degli ucraini o degli israeliani o dei palestinesi, è che la saggezza ci è venuta dopo che ci siamo fatti male a vicenda per almeno un secolo e passa in quel confine. Io adesso, prima aveva detto la ragazza che ci ha presentati di possibili domande, però io non so. Non vorrei rubare il tempo a... No, grazie, abbiamo del tempo per qualche domanda, quindi se dal pubblico io posso girare col microfono, se ci sono delle domande. Arriva. Buongiorno, io avrei una domanda per Tony Capuzzo. Pensa un pochettino che questa situazione che c'è adesso in Ucraina, no? Vorrei dire che credo che tantissime aziende italiane aspettino anche la fine della guerra per poter avere, diciamo, un movimento dell'economia. Ma lei pensa che, diciamo, il fatto che Putin non voglia fermarsi, che sia un po' anche figlia della volontà di rivalsa di quello che è successo con Gorbaciov nel 1990? Volontà di rivalsa, scusi? Non so come spiegarmi, che diciamo... Sono io che sono un po' sordo. Il fatto che Gorbaciov nel 1990 aveva già chiesto
che la NATO non si allargasse. Ah, sì, sì, sì. No, quello sicuramente, guarda, i russi hanno questa ossessione. Uno guarda a carta geografica e guarda come la NATO si è spinta a ridosso della Russia e capisci che è un'ossessione, come tutte le ossessioni, è analizzabile e discutibile, sarebbe meglio che non ci fosse, ma ha il suo fondamento. Devo dire che se io fossi estone, lettone o lituano, anch'io avrei, insomma, la Russia è un vicino scomodo, capisco benissimo come siano corsi tra le braccia della NATO. È la NATO che ha dovuto porsi il problema, ma andare lì sotto non rischia di creare delle tensioni. Voi ricorderete nel 2002, cos'era, Pratica di Mare, c'era addirittura ventilata l'ipotesi di una partnership fra Russia e NATO. No? Abbiamo scelto una strada, diciamo, alcuni osservatori hanno detto che gli Stati Uniti hanno voluto stravincere dopo aver vinto col crollo del muro di Berlino, hanno voluto poi approfittare, insomma, inferendo Maramaldo uccidi un uomo morto, no? In modo maramaldesco. È chiaro che questa è una preoccupazione forte della Russia di avere. Io credo che se noi ci fossimo espansi, noi dico, no, con strutture civili tipo l'Unione Europea, avendo deputati baltici, forse sarebbe stato sentito come meno minaccioso. Io dico, a proposito dell'uso della forza, l'Occidente ha vinto una sola grande guerra, sto parlando dal 1945 in poi, e l'ha vinta senza sparare un colpo. Quella guerra è stato il crollo del muro di Berlino. Non l'abbiamo buttato giù con i carri armati, non abbiamo bombardato la Polonia, l'allora Cecoslovacchia. Come l'abbiamo vinta? L'abbiamo vinta mostrando che di qua si viveva meglio, che c'era un po' più di libertà, che potevi dire che il capo del governo è uno stronzo senza finire in galera, se avevi 2 lire e volevi aprire un bar o un'officina lo potevi fare. Hanno visto che di qua si viveva meglio e prima o poi, non potendo migrare tutti e scappare tutti, hanno buttato giù il muro. Ora, un allargamento con le strutture della democrazia, con i modelli economici per quanto spesso ingiusti e limitati, probabilmente sarebbe stata sentita come minacciosa. Non abbiamo preso la donna dell'Est con la forza, l'abbiamo fatta innamorare. C'è una grossa differenza tra la seduzione e la violenza. Questo che, ora per me, che l'Ucraina entri pienamente nell'Europa è una cosa che anzi andrebbe accelerata. Pretendere che entri nella NATO come Zelensky vorrebbe è un gioco incauto per cui poi oltretutto c'è un articolo 5 per cui il paese che è in guerra dovrebbe essere in guerra. C'è qualcuno che sta giocando col fuoco, insomma, da una parte e dall'altra. Permette una veloce domanda, signor Presidente. Io sono orfana di un cittadino americano nato a San Daniele, italiano, e poi è morto cittadino americano. E vado spesso negli Stati Uniti, una volta all'anno da sola. E viaggio sola e ho l'abilità di conoscere molte lingue. Parlare a voce un po' più alta perché... Di più? Ho l'abilità di poter parlare liberamente con le persone. Grazie, sì, grazie signorina. Durante la propaganda elettorale attuale, l'ultima, io facevo non seguivo i soloni italiani perché non mi convincevano. Però negli Stati Uniti, a scavalco fra ottobre e novembre, ho fatto delle domande anche sul volo Mestre Atlanta di 12 ore con la Delta. Ho chiesto a tante signore chi vincerà per voi. Nessuno ha detto delle signore ha detto una parola in favore del presidente attuale. Gli uomini invece più prudenti, anche i professori che vengono americani al meeting di Rimini e sono a parte, la risposta è stata sempre quella ed era imparare da loro. Cominciano dal mignolo loro. Vincerà colui che parlerà di economia. Vincerà chi parlerà dell'illegale immigrazione. Una cosa molto pratica perché conoscono lo spirito dell'America. Grazie professori. No, penso anch'io che l'America sia poco capita da noi. Sì. È un paese che amo.
A cominciare, voglio dire, dalla Scusi, letteratura. ma quando mai i capi indiani votano una donna? Scusi, sono una scuola, no? No, guardi, la cosa, l'altro giorno avevo un incontro con degli studenti e una studentessa mi ha detto Trump è un dittatore. Ho detto guardi, le può non piacere, è stato eletto con suffragio molto alto dagli americani. Spesso noi italiani abbiamo un complesso di superiorità, per cui l'americano viene spacciato per un cowboy iroso, ignorante. Per un ragazzo. Se uno pensa, a volte sono gli americani stessi che si considerano così, perché pensare che 4 hacker dalla Russia condizionano le elezioni americane, ed è un'accusa rivolta da americani, questa agli americani, insomma è una disistima, o disistima come si dice, dell'elettorato americano molto forte. Credo che l'America è un grande paese che va rispettato nelle sue scelte e che dobbiamo cercare di capire e non dobbiamo mai dimenticare, per me ognuno ha la sua biografia, io sono di quei ragazzini che ricevevano le gomme da masticare e la cioccolata dai militari americani. C'è un cimitero di guerra a Tavagnaco vicino ai centri commerciali poco conosciuto, gli insegnanti non portano mai onore alla resistenza, ci mancherebbe altro. Io sono stato pochi giorni fa a un incontro al Monumento della Resistenza a Udine, però ogni tanto andrebbero ricordati almeno il 25 aprile i militari americani che sono caduti per liberare l'Italia. Però mi permetta di aggiungere che i migliori hacker sono in Estonia, Tallinn, sono di là del muro di dove è nato Putin, perché Putin è di Leningrado, perciò lì sono i grandi maestri che lavorano sul web, da tenere da conto. Ogni bene, grazie professore. Grazie a lei. Buongiorno.